un risultato che speravamo, ma insomma fino all'ultimo non eravamo certi, data la campagna molto accesa e pesante. Noi l'abbiamo condotta sempre con rispetto, parlando delle cose, dei progetti, di quello che abbiamo fatto, di quello che avremmo voluto fare. Insomma, grazie per la fiducia a tutti i cittadini, per il netto risultato ricevuto, che dà la forza a me e tutta la mia squadra, tutti i candidati, di fare altri 5 anni davvero per il bene di Valdobbiadene e dei valdobbiadenesi, con tutta la passione e l'impegno che continueremo a metterci. Io dedico la vittoria a tutti, però in primis, scusate, a mio papà, mia mamma e mio fratello e poi tutti quelli che hanno lavorato in questi mesi con me, candidati, non candidati, tutti coloro che vogliono davvero bene a Valdobbiadene, vogliono che questa amministrazione, che ha sempre lavorato per il bene del proprio paese, possa continuare ad andare avanti. Quindi grazie davvero a tutti.